anche Antonino Danna. Antonino Danna ci introduce lui alla seconda puntata, credo che sia la seconda, la prima è già andata in onda in Zoom e poi avete qualche eco anche sul sito di Radio Libertà, la prima puntata di un'inchiesta che è stata condotta anche in virtù del rapporto con una nostra collega e amica su una zona molto particolare di Milano, molto vicina al centro della città, a ridosso di Corso Buenos Aires, a 2 passi dalla stazione centrale, siamo in via Benedetto Marcello e dintorni, no? Ti lascio introdurre il tema, Antonino, perché ci sono delle importanti novità in questa inchiesta sul campo, un'inchiesta che è ricca di immagini, anche di filmati, coraggiosamente recuperati da alcuni cittadini, poi ci spiegherai tutto tu, e che ci dimostrano che questa Milano qui alla fine non è tutta paillette, luci e immobili e grattacieli e sindaco Sala, è anche ben altro. Poi facciamo un bel discorso però anche su chi usufruisce di questi servizi a cielo aperto. Quali servizi e che situazione c'è a 2 passi da Piazza Venezia, a 2 passi dal centro di Milano, a 2 passi dalla stazione centrale, Corso Buenos Aires. Allora, intanto grazie del tempo che mi avete dato entrambi questa mattina. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Ecco, io vorrei cominciare la nostra conversazione chiedendo a Max di ripetermi quello che ha detto poco fa via WhatsApp su via Benedetto Marcello. Max, puoi ripetere quello che mi hai detto tu su quella zona? Molto volentieri. Benedetto Marcello è una zona che anche io conosco bene, ma chi la vive, chi la attraversa può benissimo confermare, quella è una casba. Ecco. È una casba, è Gaza. Anche i negozi, le botteghe che sono intorno, lì è ormai territorio non italiano, territorio islamico in particolare, e quella non la puliranno mai. Diciamo afro-islamico, no Max? Afro-islamico più esattamente, e lì la sensazione è che la situazione sia irreversibile, ma proprio per un fatto statistico. Sono troppi per essere arginati. Lì Milano è già passata di mano. Poi si può discutere sulle responsabilità. Sta di fatto che quella zona lì, io ho visto anche tante volte, devo essere onesto, ho visto la polizia lì ai giardini, in Benedetto Marcello, una macchinina, perché quella è una zona palesemente, insomma, di traffico, di spaccio. La sensazione è che la polizia faccia quello che può. Il questore Petronzi, voi lo sapete quanto me, è una persona seria, è una persona che da anni lancia i suoi allarmi, chiaramente fa quello che può lui, fa quello che può la polizia, intorno non ha orecchie che lo ascoltino. Ecco, questo è. Fatta questa doverosa premessa, perché Max, come sapete, è milanese doc, adesso veniamo a questa seconda puntata. Dunque, nella prima, grazie alla collega Nicole Cavazzuti, che io voglio ringraziare, noi vi avevamo già offerto del materiale a proposito del fatto che nella zona di via Benedetto Marcello, questo anche sulla base delle testimonianze di alcuni abitanti della zona che avevamo sentito sotto anonimato, si spaccia a cielo aperto. Ora, grazie a un gruppo che è nato dopo la nostra trasmissione, io ho ricevuto della documentazione che adesso stiamo per mostrarvi. La documentazione è molta più di questa che vedrete e ascolterete, la racconteremo anche per chi ci segue per radio tra poco. Sono 3 video e poi c'è un audio. Quest'audio è stato registrato questa notte, la voce ovviamente della fonte è camuffata, ed è un audio che racconta sostanzialmente come questa gente possa tranquillamente spacciare impune e presentare addirittura il menù di quello che offre a qualsiasi ora del giorno e della notte. Francesco, se tu hai il primo video pronto, lo possiamo mandare. Mandiamolo allora. Ecco, lo descriviamo per i nostri ascoltatori alla radio. Sono 2 signori, uno bianco e uno di colore. Questo tizio di colore con la mano anchilosata è quello che verrà abbordato poi nel corso dell'audio che ascolterete registrato stanotte. Cosa stanno facendo?
stanno, lo vedete, lui ha la carta di credito, stanno preparando le strisce di coca. Da notare che questo video è un collage di 3 video. Ecco qua invece si stanno preparando la pipa con alla piena luce del giorno, Antonino, no? Sì, e adesso anche la sera. Sono 3 video messi assieme per dimostrarvi che questo succede 24 ore su 24. Ecco qua, si stanno accendendo una bella pipazza di coca e se la fumano. Quindi questo è il primo video e come avete visto questi signori a cielo aperto si drogano 24 ore su 24. Francesco, se sei pronto vai pure col secondo video. Ecco qua, sono sempre i 2 compari che abbiamo visto ora sono 3 i compari che vengono inquadrati. Anche qui situazione pieno giorno, lo vedete che la luce è quella naturale della mattina. Qua stanno evidentemente svuotando un posacenere e si preparano a fare un'altra fumata. Terzo video. Questo è un video girato in notturna e vedete qua c'è sempre il solito pusher e si preparano ad accendere la pipa ancora una volta per la coca. Vedete che c'è la luce dell'accendino che si vede in notturna. Ora, questo è quello che succede H24, tanto per darvi l'idea. Dopodiché, questa notte qualcuno, sempre attraverso questo gruppo, salutiamo i residenti, questo qualcuno, e lo ascolterete con la voce camuffata, è andato a chiedere, con la scusa, insomma, di volersi divertire un po', diciamo divertire, ma noi lo sapete che siamo contro tutti i tipi di droga. Comunque, ha chiesto al pusher che cosa c'è. E voi vedrete che, voi sentirete che al pusher viene chiesto se ha crack, fumo. Lui risponde: no, io ho la coca. Poi però ci ripensa e dice: no, nel caso se vuoi ho anche il nero, il fumo, insomma, e lo posso andare a prendere che ho il nascondiglio qui vicino. L'audio naturalmente, essendo camuffato, a volte può sembrare non molto chiaro. Io ovviamente ho ascoltato l'audio in chiaro e le cose sono così. Francesco, se sei pronto, manda pure l'audio di questa notte. Vendete qualcosa? Vendete qualcosa? Vendi qualcosa? Aspetta che mi ammazzo. Vengo di lì. Ecco, qui la fonte sta camminando, non si sta suicidando. E ora lo interroga. Che c'hai? No, coca no. Coca. No. Sigare? Cosa che hai? No, abbiamo coca. Solo coca hai? No, non mi interessa, grazie mille. Cosa tu vuoi? Fumo? No, volevo, vabbè, fumo ce l'ho. No, volevo un po' di crack, ma non importa. Non importa, ragazzi. Next time, va bene. Ecco, Dai, sentite l'altro compare che si avvicina nel caso. Ci rivediamo. Crack. Sì. Il primo aveva solo coca, l'altro si avvicina. Ora sentite che si avvicina questo spacciatore e propone alla fonte il nero, cioè il fumo. Dimmi che entri. Cazzo. Ehi, dimmi. Puro. Così, però... Aspetta io. Vabbè, tranquillo. Non importa, non posso aspettare. No. Non tranquillo. Io ti aspetto qua, un secondo. Senti, ti ringrazio. Però se l'avevi, era sai quelle cose tipo che pensavo che l'avessi, punto. Non ti preoccupare, la prossima volta. Grazie mille. D'accordo, grazie. Capito? Scuro? Lui, questo secondo spacciatore dice: vuoi lo scuro? Se vuoi lo vado a prendere. E la nostra fonte risponde: no, non ho tempo. Insomma, la cosa finisce qua. È un audio di circa 2 minuti. Quindi questa è la situazione. Tra l'altro, veramente, chi ha registrato questa cosa ha un coraggio da pazzo completo. Ma detto ciò, a questo punto io faccio entrare in scena la collega Nicole Cavazzuti, perché
lei ha ascoltato questa registrazione, visto che appunto ha ricevuto e raccolto le segnalazioni e le lamentele degli abitanti della zona, e state a sentire un po' in questa nostra conversazione di 6 minuti che cosa è successo dopo la messa in onda del primo speciale che è andato su Zoom e in pillole anche sul sito. Francesco, se sei pronto vai pure. E allora io ho il piacere di tornare a parlare con Nicole Cavazzuti, che aveva segnalato il problema, insomma, dello spaccio di droga nella zona di Benedetto Marcello. La collega Nicole, che già, diciamo così, aveva tenuto sott'occhio la situazione e raccolto anche le testimonianze che poi abbiamo ascoltato anche nel corso dello speciale che abbiamo dedicato a questa situazione di alcuni residenti del quartiere. Ora Nicole, qui succede una cosa nuova. Tu hai sentito quest'audio che ci è stato consegnato. Che cosa ne pensi intanto? E poi che cosa è successo dalla trasmissione del primo speciale al momento in cui noi stiamo parlando? Allora, intanto buongiorno a tutti, ciao Antonino. E rigirerei la tua domanda all'incontrario, farei prima un po' uno scenario e poi Prego. arriverei all'audio. Quindi, scenario, che cosa è accaduto? Dopo la comunicazione che anche grazie a voi è stata fatta rispetto al problema, la differenza sostanziale è che se chiamiamo il 113, spesso, non sempre, la volante compare, non in maniera tempestiva, però il fatto che compaia è già un passo in avanti rispetto a qualche settimana fa, quando ti dicevamo che la situazione era di totale abbandono da parte delle forze dell'ordine. Questo è quindi, come dire, un risultato piccolo ma sensibile e positivo, perché la nostra speranza è quella che si vengano scoraggiati nel momento in cui siano costantemente controllati a fermarsi e continuare a consumare droga o vendere droga sotto le finestre dove abitano i nostri figli. Questo secondo te sono stata abbastanza chiara? Dobbiamo aggiungere qualcosa? No, direi che siamo abbastanza chiari su questo. Andiamo avanti, Allora, uno dei prego. dubbi, ecco, dai video che avevo fatto, che poi appunto avevate riportato, uscito in tutto sui Fari Italiani, e da poi insomma successivi foto e video che comunque mi hanno mandato persone del vicinato. Quello che non era chiaro, non era certo, perlomeno non era come dire, sicuro, era che ci fossero anche degli spacciatori. E comunque rimane un problema il fatto che dei tossicodipendenti si fumino il crack sotto la finestra delle case, è comunque una situazione non accettabile. Ma se aggiungiamo al fatto che siano consumatori la certezza che ci siano anche degli spacciatori, direi che il problema diventa ancora più grave e che non si possa più ignorare. Quindi questa testimonianza che mi hai fatto sentire, che è arrivata alla vostra radio, e direi che è fondamentale per dare, come dire, ancora più forza alla richiesta da parte nostra, di tutti Milano, insomma comunque del quartiere, di maggiore attenzione da parte delle forze dell'ordine. Beh, questo sicuramente. Ecco, è un audio molto particolare perché chi ce l'ha mandato ha sostanzialmente abbordato lo spacciatore chiedendogli una serie di sostanze e questo dice la cosa più semplice, dice io non ce l'ho, non ho fumo, non ho crack, c'ho la coca e dice anche di avere, dice aspetta perché nel giro di pochi minuti te la posso procurare. Quindi probabilmente c'è un nascondiglio in zona. No, ma lui lo dice, se sentiamo l'audio bene, a un certo punto dice la nascondo, ce l'ho qua, la frase esatta in questo momento mi sfugge perché l'ho ascoltato una volta sola. Sì. Tuttavia, era chiaro, ce l'ho qua nascosta, aspetta un attimo che torno, è un attimo, non si tratta neanche di minuti. Quindi questa via Tadino, Alessandro Tadino, verso la fine, quindi verso Petrella, non solo è un luogo di consumo, ma evidentemente sta diventando anche una specie di cavò della droga, non so come definirlo, comunque un luogo di spaccio di certo, dove viene anche mantenuta e conservata, nascosta. Certo, chiaramente. Ecco, Nicole, ma in tutto questo quindi c'è stata comunque un aumento della presenza delle forze dell'ordine, almeno questo?
c'è stata questa sensazione di avere comunque un riscontro, come ti dicevo all'inizio, tuttavia è molto tutto ancora superficiale all'acqua di rose. Oggi, in particolare, cioè oggi nel senso poche ore fa, siamo svegli da poco, sono stati chiamati i carabinieri più di 3 volte, credo 4, proprio in via Tadino. E sono arrivati 3 volte su 4 in ritardo, una volta hanno fatto i controlli e io in quel caso sentivo dalla finestra, sentivo che dicevano ai tossici che non era opportuno farsi vedere dalle famiglie drogarsi sotto le loro finestre. Quindi comunque una mano morbida, va bene, cioè, lo segnalo, nel senso che il discorso è che da una parte abbiamo un governo che dice no alla cannabis light e poi di fatto una tolleranza molto evidente nelle strade di Milano, di Sala, o no? Beh, direi che sia quantomeno condivisibile quello che tu dici. Nicola, allora noi restiamo in contatto e naturalmente se ci dovessero essere altri sviluppi avremo modo di tornare sull'argomento. Vi ringrazio Naturalmente, tanto. ma Sì? figurati. Intanto salutiamo anche i colleghi di Affari Italiani che con noi stanno seguendo l'evoluzione della situazione, ma in particolare è ovvio che noi ci sentiremo di nuovo per organizzare un altro speciale perché le testimonianze, a quanto pare di capire, non sono poche in materia. Grazie. No, grazie a voi e ricordiamoci anche che avevamo chiesto un'intervista, un intervento al questore piuttosto che, ti ricordi? Esatto, e continuiamo a chiederlo perché a maggior ragione a questo punto abbiamo bisogno di chiarimenti. Grazie. Buona giornata a tutti. Grazie Antonino. Allora, Cioè, Antonino, abbiamo sentito, io poi volevo sentire anche Max, che conosce sì. benissimo la zona. 3 cose mi vengono in mente a me. Primo, il lato clientela, perché non ci sarebbe mercato se non ci fossero clienti, no? Punto primo. Punto secondo, il lato forze dell'ordine. È vero, la polizia, i carabinieri, eccetera. Nicole citava prima anche il comune. Io mi permetto di fare un'osservazione di carattere generale. Non ho ancora capito cosa ci stiano a fare i vigili a Milano. La chiamano polizia locale, ma io non ho capito qual è il suo ruolo in tema di sicurezza pubblica. Quello dei vigili, lasciamo perdere polizia e carabinieri. Terzo, voi citavate la richiesta di intervista al questore. Io sentirei anche i politici di zona. Io non so se sia zona 3 o zona 2, È quella zona lì. 3, sì. Zona 3. Benissimo, e mi piacerebbe sentire i politici di zona di un po' tutte le parrocchie, no? Giusto? Perché Yes, è anche facile dire al sindaco Sala colpa tua, è colpa sua fino a un certo punto, secondo me. Certamente per quanto concerne i vigili, ripeto, io non ho capito cosa ci facciano i vigili a Milano. Da questo punto di vista dell'ordine pubblico, perché in situazioni di ordine pubblico non li vedo mai impegnati. Mai mi è capitato di vederli, se non per cose molto superficiali. Questa qui è una roba incancrenita, documentata. Quante puntate potremmo fare di questa roba qua non lo so, infinite, e mi piacerebbe capire anche col comune di Milano cosa ci fanno i vigili e cosa potrebbero fare. No? Non so se sono osservazioni sensate. Max e Antonino, voi cosa ne pensate? Max, a te la risposta. Insomma, qui sì, sul fronte politico, allora io ho una risposta su cosa ti fanno i vigili ce l'avrai, ma è meglio che non te la do. Se no andiamo a guai. querela tutto. Va bene, evitiamoci la querela, procedi pure. Ecco, e quindi la evitiamo, però insomma ci siamo capiti. Sì. Effettivamente la questione è politica, perché Benedetto Marcello poi è Milano più in un senso ampio, e a Milano hanno fatto la stessa cosa che hanno fatto in Francia e a Parigi in particolare, cioè non è solo tolleranza, è struttura. A Parigi li hanno fatti andare, li hanno voluti, tutta la politica di sinistra li ha voluti, perché dicevano questi poi li naturalizziamo, o comunque nell'arco di 1 o 2 generazioni poi votano per noi, quelli che sono nati qua votano per noi. Hanno fatto questa cosa qui, là l'hanno fatta a Milano, poi se ne pentono perché non è solo una questione di voto, è perché paradossalmente dopo le prime 2 o 3 generazioni anche quelli che si sono naturalizzati non ne possono più e cominciano a chiedere più ordine. Pare strano, ma c'è un limite anche a quei casini lì. Purtroppo è vero quello che dice Giulio, cioè la colpa è del comune sicuramente fino a un certo punto, ma poi bisogna considerare anche i livelli extracomunali,
io ho dei riscontri di politica regionale, di Rellone, provinciale, che sono imbarazzanti. Tutti quei giri, quei circoli intorno ai Rotary. Questa è politica da pianerottolo, da stalker, da gossip, cioè sono tutti dei circoli autorigeneranti ai quali della sicurezza in città interessa meno di zero, ai quali importa solo continuare una posizione di potere stupido, di potere gaudente, di potere affaristico. E state pur tranquilli che se voi andate a interpellare un po' di politici di tutte le parti, la destra ti dicono che è ora di finirla perché la situazione non è più tollerabile, ma non gliene frega niente. Allora, E vi da giro. sinistra ti dicono, da sinistra ti dicono, ma no, ma insomma sono totalmente aperti a quella situazione lì, no a ripulirla. Allora, Chiudo, Max, Antonino, prego Max, scusami, non volevo interromperti. No, io perché poi così chiudo. Voi fate un lavoro meritorio e necessario l'informazione, però siccome non c'è una volontà politica amministrativa, l'unico modo per arginare un po' la situazione è che i cittadini non si stanchino tecnicamente di rompere le balle in tutti i modi, con tutti i ricatti, con tutto il rumore possibile. Io ci sono passato anche qua dalle mie parti. Qualcosa si può fare, ma bisogna essere molto cattivi nel rompere le balle, perché lì non ti aiuta nessuno. Allora, abbiamo 4 minuti, /5. Giro alcuni messaggi, Antonino. La polizia e l'Arma, scrive un ascoltatore, non devono, maiuscolo, fare gli assistenti sociali. Poi abbiamo un audio messaggio di pochi secondi, lo ascoltiamo subito. Canale audio. I vigili ti fermavano se non avevi una mascherina, allora lì con te italiano, bianco, che paga le tasse, che sapevano che non rompevi i coglioni, ti rompevano i coglioni loro. Altri fanno fatica, hanno paura. E scrive un altro ascoltatore ancora, posso essere via WhatsApp, posso essere d'accordo in parte sulla responsabilità degli acquirenti, ma è come dire che se qualcuno passa col semaforo rosso la colpa è di chi ha messo il semaforo. Rachele, da tantissimi anni a Milano non si vede un vigile. E ancora un altro messaggio, lo sa meglio di me, lo sapete meglio di me, i vigili a Milano, scrive un ascoltatore, stanno in ufficio a sfornare multe. Sarebbe bello sapere se ricevono bonus per le multe. Scusate se ho divagato, mica tanto divagato, ma comunque è mai stata fatta una specie di sondaggio sui clienti? Chiede ancora un altro ascoltatore. Giovani, uomini, donne, anziani, ben vestiti, eccetera. Così scrive un ascoltatore. Vi lascio un breve commento, visto che abbiamo pochi minuti ancora. Tanto i documenti che abbiamo mandato parlano da soli. Peraltro io noto che quella roba lì è una situazione veramente incancrenita da decine di anni su quella zona che tu ben conosci, Max, di Benedetto Marcello, perché c'erano gli africani già 30 anni fa. Adesso è cambiato forse anche il profilo sociologico sia degli spacciatori che degli acquirenti, però la sostanza è sempre quella. Quindi è una cosa ben conosciuta e a un certo punto uno si domanda perché non intervenire stroncandola proprio brutalmente. Io credo che il metodo brutale sarebbe gradito anche dai cittadini per bene. Brutale nella legge, ovviamente, applicando severamente la legge. Non sto dicendo di brutalità gratuite, perché quando i vigili si sono permessi di fare azioni di ordine pubblico se la sono vista brutta anche loro. Va detto un po' per riprendere quello che diceva l'ascoltatore, cioè hanno paura. Certe volte hanno paura, no? Va detto anche questo. Sì, Max. Parlo io? Prego, Sì, prego Max. No, sicuramente. Hanno paura perché questi qua sono più forti. Ah no, ti giro anche l'osservazione di Francesco, con la quale andiamo alle conclusioni. Cari amici, scrive Francesco, con questi discorsi state solo pestando l'acqua. Via da un posto si spostano in un altro. Soluzione: creare un quartiere apposito per questi fatti. Non credo che il quartiere apposito sarebbe il peggio del peggio. Ma no. Io torno alla mia soluzione, applicazione brutale della legalità. Sì, perché tanto lo sappiamo benissimo che lì la situazione è anche peggiorata da quando hanno in parte cercato di ripulire la stazione. Li hanno spostati e questi sono rotolati lì vicino. Poi c'è, scusami ancora Max, ma questa la devo citare perché Pina giustamente ci fa notare che ammesso e non concesso che i vigili, tra virgolette, arrestino gli spacciatori, dopo restano in galera? E qui entra la magistratura. Bella domanda. Benedetto Marcello è come via Padova, si è via padovanizzata.
Solo che questa poi è una situazione che tracima su tutta la città, infatti è già successo. Sì, no, lì ci vuole, ma chi la fa però le misure di polizia, quelle dure? Cioè la forza legale, la violenza legale, chi la fa? Questo governo qui? Io ho molti dubbi e ribadisco ancora che se lì i cittadini non si mettono d'impegno nel rompere le palle tutti i santi giorni, tutti i minuti, non ne cavano niente. Allora Antonino, tiriamo le somme, ci salutiamo. Tiriamo le somme. Io vorrei rispondere a quell'ascoltatore. Beh, vabbè, vediamo anche facciamo... di mettere in pista un po' di tentativi di contatto con i rappresentanti politici locali, con i vigili, magari col sindaco stesso e via dicendo. Quest'ore ci siamo già, però insomma sentire le voci di chi sul territorio poi si dà da fare, perché ci sono comunque politici lì che si danno da fare. Ce ne Sì, sono in tutte signore, le zone di prepareremo Milano. un altro speciale su questo tema. Io volevo dire una cosa, rispondendo all'ascoltatore che diceva, vabbè, allora tanto vale fare il quartiere del buco. Ad Amsterdam, dopo più di 40 anni di quartiere a luci rosse e droga libera, alla fine i residenti tutt'attorno hanno chiesto e ottenuto che il quartiere venisse sgobberato per il semplice e banale motivo che le proprietà non valevano più niente, c'erano problemi di ordine pubblico a ogni ora del giorno e della notte e la gente voleva vivere serena e tranquilla. Quindi il quartiere è stato spostato. Siccome però Dio esiste ed è anche molto ironico, il nuovo quartiere a luci rosse, che sarà una sorta di grattacielo del piacere e della droga, sorgerà vicino a una sede di un'agenzia dell'Unione Europea. Ogni tanto una soddisfazione arriva nella vita. Almeno questo. Allora Antonino, io ringrazio te, ringrazio Nicole, ringrazio Max del Papa, voi avete fornito della documentazione, audio, video, che ci restituisce un quadro vivido, poi ognuno ha le sue osservazioni come quelle che abbiamo letto, che abbiamo fatto anche noi. Sì. Ci riaggiorniamo, intanto grazie ad Antonino Danna, grazie a Max del Papa. E grazie a Nicole Cavazzuti e alle nostre fonti sul campo, grazie ancora. Un saluto a tutti. Stai ascoltando